Buonasera, buon lunedì, bentrovati a Corner. Ci ritroviamo dunque per commentare una sconfitta che ha tante sfaccettature che analizzeremo. Analizzeremo anche quanto accaduto a proposito del rigore o non rigore. Abbiamo una bella moviola, con chi lo farò tutto questo discorso, non da solo, come sempre. Avete visto subito Angelo Patanè, la telecamera va su Patanè. Meno male che non sei da solo. Patanè, valla a condurre. No, perché se mi incomincia sarei pazzo a parlare da solo, però valla a condurre. Siamo sulla buona strada. Alessandro Vagliasini, buonasera. Buonasera. Rigore, non rigore o non rigore. Rigore non concesso, però insomma si dibatte, era rigore, non era rigore. C'è poco da dibattere. Buonasera a Max Velotto. Buonasera a tutti quanti voi. Con lui nello specifico entreremo poi su alcune decisioni dell'arbitro che non mi è sembrato proprio alla top. Buonasera a Carlo Breve. Buonasera Angelo, buonasera a tutti. Commentato la partita insieme a noi. Ma e perché quindi usi eufemismi? C'è stato l'arbitro. Devo finire ancora le presentazioni. L'arbitro che sul campo è stato il più scarso arbitro che io mi ricordo. Avevo chiesto alla programmazione di iniziare più tardi stasera in modo da avere meno tempo da passare insieme a te, nel senso stai tranquillo, non parlare più, abbiamo finito. Basta, andiamo da Giulia. Buonasera Giulia. Buonasera Angelo, buonasera allo studio, buonasera a voi telespettatori. Sono sempre qui pronta per dare voce ai vostri messaggi che potete mandare al numero 342 771 2855. Allora, noi per metterci d'accordo a questo tavolo andiamo a vedere cosa è successo nella partita di sabato a Casarano, il montaggio è di Ottavio Longo e vedremo anche questo episodio incriminato fra pochissimo. Stadio Giuseppe Capozza che applaude le due squadre in campo, 14ª giornata di campionato, Serie C, Girone C, di fronte il Casarano e il Catania, uno sventolare di bandierine rossa-azzurre nella curva nord del Casarano, qualche tifoso del Catania, lo sappiamo, per i limiti imposti alla tifoseria rossa-azzurra nella parte dedicata ai tifosi ospiti. Il via alla partita. Il Casarano ha segnato Cagliazzo per la squadra di casa, una ripartenza della squadra allenata da Di Bari sulla sinistra, con Pinto, il pallone che poi è viaggiato in mezzo all'area dove Cagliazzo è riuscito ad anticipare la difesa del Catania. Perez che sta mettendo comunque un po' in difficoltà la difesa del Catania, riesce a mantenere il possesso di palla come in questa occasione, che va a servire ancora il velocissimo Cagliazzo che questa volta per poco non segna. Cicerelli libero sull'out di sinistra, affronta Gianfi, lo salta, mette il pallone in mezzo di sinistro, la palla viene allontanata dalla difesa del Casarano. Il numero 10 che aspetta il fischio da parte del direttore di gara, la sua conclusione, il pallone che si perde sul fondo. Pallone filtrante che viene intercettato da Dio, recupera ancora un ottimo Quaini in questa fase iniziale del secondo tempo, il pallone che resta lì, il tocco e le grandi lamentele da parte del Catania per il tocco che arriva all'interno dell'area di rigore. Vedremo quale sarà la decisione da parte dell'arbitro che sta per essere presa. Non c'è nulla.
fischio finale della partita con il Catania che perde a Casarano con il punteggio di 1-0. È stato decisivo il gol di Cagliazzo nel primo tempo, un gol che ha inciso profondamente sulla partita, insieme però ad un Catania che, l'abbiamo detto, per 90 minuti non ha praticamente mai tirato nello specchio della porta. Non ci ricordiamo una parata da parte di Bacchin. Allora, noi la partita ve l'abbiamo raccontata in questi 3 minuti circa. Devo dire che abbiamo fatto un'integrazione importante in questa copertina, perché negli highlights che sono stati forniti e distribuiti dalla produzione mancava l'episodio chiave, e noi siamo riusciti a recuperarlo grazie al fatto che siamo gli esclusivisti per tutte le differite del Catania, con le dirette in chiaro, chiaramente un numero cospicuo di gare. Allora, soltanto per questo motivo siamo riusciti... Che ti stranizzi, il gol dell'Altamura annullato non era inserito negli highlights di Altamura Salernitana. Quindi insomma c'è qualche cosa da calibrare, da sistemare. Possiamo fare un discorso più ragionevole, in modo che la gente a casa lo capisca, e non parliamo per giri di parole. Ma sei venuto per difendere Caturano? Dimmelo prima, perché me ne vado. Se ne cominciamo Dimmelo prima, perché mi alzo e me ne vado. Su Caturano parleremo dopo, ma non sono venuto a difendere Caturano. Anzi, allora, spieghiamo una cosa ai telespettatori che non conoscono. Cosa dobbiamo spiegare? Allora, la Lega monta gli highlights, fine di ogni partita. La Lega produce le partite e poi rilascia degli highlights. Quindi, per dirla in maniera che tutti quanti lo possono comprendere, la Lega che poi confeziona il prodotto che viene distribuito alle televisioni che ne hanno l'esclusiva e che voi vedete anche sui telefonini quando andate a rivedere le vostre immagini. Appare poco chiaro come alcuni episodi vengano inseriti o alcuni episodi di alcune partite non vengano inseriti, anche se sono stati oggetto di contestazioni o di review. Proprio per questo motivo ci sorge il dubbio che a chi confeziona questo tipo di prodotto in un certo qual senso non abbia l'attenzione giusta che si dà ai casi che poi sono oggetto magari di revisione o di contestazione, oggetto di feroci lamentele da parte di un allenatore, una squadra piuttosto che un'altra. Lo dico a 360 gradi, in modo che qui nulla a che vedere con la partita del Catania di ieri, o meglio ha a che vedere perché anche quelle immagini non sono state inserite, pur oggetto di importanti contestazioni. Adesso poi queste immagini le vedremo. E vale per tutti. Così come vedremo quel frame, la foto, perché non possediamo l'integrale della partita dell'Altamura, vedremo anche cosa è successo. Il gol annullato sull'1-1. Esattamente. Allora, però, abbiamo prima della sosta 7 minuti. In 7 minuti dobbiamo fare un rapido giro. Padanese ha giocato la sua fiche. Io vorrei andare... Cioè, mi sono giocato la mia fiche su un discorso generale, non sulla partita. Me la tua gioco fiche dopo. Di questo tranche, di questo segmento, di questo blocco, dopo. Così lo chiamano quelli bravi. Allora, vado subito... Ascolto gli altri e dopo poi... Certo. Carlo, in maniera molto sintetica, parliamo di questa partita che certamente non è stata la migliore partita del Catania. Allora faccio una premessa, Angelo. No, se c'è la premessa... No, una piccola premessa. Il Catania, per fare risultato sul rettangolo di gioco e non sulla carta, perché sulla carta è superiore a tutte le altre squadre, deve mettere la stessa intensità, rabbia agonistica e cattiveria agonistica che mettono le avversarie contro il Catania, per sopperire alla differenza di valori che c'è sicuramente in campo. Il Catania ieri non l'ha messa questa cattiveria agonistica, cosa che il Casarano ha messo in maniera proprio spropositata, ha messo una cattiveria, un'attenzione nei particolari, nei dettagli, che è stata veramente importante per portare a casa i 3 punti. Fase difensiva non ha sbagliato nulla il Casarano. Catania che è partito, secondo me, nei primi minuti col piglio della capolista, ha preso un gol perdendo dei duelli. Il primo l'ha perso Casasola con Pinto, il secondo l'ha perso Donnarumma con Cagliazzo, probabilmente Donnarumma, che è lì in protezione della palla perché è in una posizione di vantaggio rispetto a Cagliazzo, lo accompagna, ma credo che lasci che la palla finisse
sulle mani di Dini, si aspettava che Dini magari andasse a bloccare Savalla. Bravo Caiazzo, perché c'era anche la bravura dell'avversario, che ha condotto una bellissima ripartenza tutta in verticale con una gran palla di Ferrara per Caiazzo, che ha tagliato bene e ha fatto questo gol. Lì il Catania ha preso un contraccolpo psicologico pesante, per 10-15 minuti ha rischiato di subire il secondo gol, ha ripreso in mano le redini del gioco senza però pungere oltremodo, solamente con Cicerelli, che è stato bravo in 2 o 3 situazioni a saltare l'uomo, a mettere 2 o 3 palle in mezzo che non sono state sfruttate. Ritengo giusto il primo cambio di mister Toscano con l'ingresso di Rolfini per Lunetta, che, sfavorito dalla situazione di gioco della difesa del Casarano, che si è abbassata di 15-20 metri, non gli hanno dato la possibilità di avere profondità, che è il cavallo di battaglia di Lunetta, ha messo Rolfini. C'è stato l'episodio del rigore, quello è il rigore netto secondo me, e può cambiare la partita quel rigore. Dopo il rigore il Catania ha avuto l'occasione con Di Gennaro, venuta da un calcio piazzato, dopodiché c'è stato il cambio Forte e Corbari per Caturano e per Di Tacchio. Non è cambiato nulla tatticamente. A 20 minuti dalla fine subentra D'Ausilio. Lì mi aspetto una mossa un pochino più coraggiosa, visto che c'era stato prima c'erano stati prima 2 cambi nel Casarano, era uscito l'attaccante per fare spazio a D'Alena e si erano messi con un 3-5-2 con 2 attaccanti, quindi mi aspettavo che uscisse uno dei 2 braccetti per far spazio ad Ausilio. Il Catania poteva, negli ultimi 20 minuti, la partita non è in equilibrio, la partita è in svantaggio, deve riandarla ad agganciare. Un attimino bisogna forzare la gara. Mi sarei aspettato che D'Ausilio prendesse il posto di uno dei 2 difensori, così non è stato, è cambiato totalmente l'attacco ed è uscito secondo me l'unico uomo che stava mettendo in difficoltà il Casarano con le sue giocate, che era Cicerelli, pur non in giornata di grandissima grazia, ma sicuramente l'uomo più pungente lì davanti. È finita la partita lì. Allora, Che La bravo, chiudo. che bravo. Cioè io Non lo diciamo più ascolto, niente. quasi me ne andrei, perché no, cos'altro guarda, c'è? non ci crederò mai. Cos'altro c'è da aggiungere? Alessandro. L'ho rivista oggi la partita, quindi Cos'altro c'è da credo di aggiungere? averla analizzata in maniera corretta, credo. Tecnicamente non sei secondo a nessuno. Alessandro. La considerazione più evidente, a mio avviso, è il fatto che questa squadra ancora ha difficoltà a fare gioco con pericolosità, a giocare più in verticale che in orizzontale, forse anche per le caratteristiche dei 2 centrocampisti, che non sono esattamente 2 registi da verticalizzazione, da lancio di 40 metri, ma sono 2 giocatori di grande quantità e anche in qualche modo di qualità, e quando viene a mancare l'apporto di tutti e 2 gli esterni, il Catania va in sofferenza, perché non ha sfogo nella manovra. È una squadra che si appoggia molto sugli esterni, quando, come è stato sabato, Donnarumma attraverso una giornata poco felice, quando Casasola viene raddoppiato o triplicato, quando Lunetta si innervosisce ed esce dalla partita già dopo pochi minuti mentalmente, e questa squadra non ha altre soluzioni e non ha in questo momento l'attaccante di riferimento in grado di suonare la carica, di prendersi la punizione dal limite, di accorciare, fare salire gli altri compagni di squadra. So a chi stai pensando. Ieri, sabato è stato Caturano, ma ci sono state altre circostanze in cui anche Forte non ha avuto giornate brillantissime. Quindi è lì che secondo me questa squadra deve migliorare da un punto di vista tecnico-tattico, ma deve migliorare da un punto di vista mentale, perché è la prova che aver raggiunto la vetta probabilmente ha fatto venire in meno quella fame, quella cattiveria a cui faceva riferimento Carlo, che aveva spinto il Catania fino a conquistare la vetta. Ci aggiungo qualcos'altro, Sì. Alessandro, il fatto che queste cose capitano in momenti cruciali, ne abbiamo discusso oggi anche durante anteprima Era corner. successo a Cosenza, Era successo Catania a prima in Cosenza. classifica, perde 4-1, è successo a Casarano, Catania prima in classifica, perde 1-0. È una sconfitta che deve far riflettere per capire
che non basta quello che il Catania ha fatto fino alla gara interna con l'Altamura, non è sufficiente per arrivare, stare in testa e possibilmente restarci fino alla fine del campionato. Allora, Patanello sentiamo dopo la pubblicità sul Assolutamente sì. commento. Io vorrei andare invece da Max e poi da Giulia, prima di chiudere questo blocco. Max, in maniera molto sintetica, un giudizio tuo su quello che è stato l'arbitraggio di questa partita. Ma io anche durante diretta stadio ho manifestato sin dall'inizio delle preoccupazioni un po' su questa designazione, perché conoscendo un po', diciamo, i campionati di Serie C, al di là di del mio recente passato, ma anche da arbitro, è ormai storico che in determinati campi quando arriva la capolista, cioè, cambia totalmente quello che è l'approccio alla gara. Quindi secondo me in questa gara io mi aspettavo un arbitro di esperienza, un arbitro, un quinto anno, un arbitro con la stessa esperienza degli arbitri che hanno arbitrato sia il Benevento che Altamura Salernitana, e non mi aspettavo certo un arbitro per fare un esperimento come ho detto in diretta stadio che non ha funzionato, un arbitraggio secondo me profondamente negativo. Analizzeremo alcuni aspetti proprio per far capire al pubblico che al di là del calcio di rigore c'è stata proprio una gestione complessiva proprio sbagliata, della gestione proprio tecnico e disciplinare da parte dell'arbitro. Bene, grazie Max, vado da Giulia, ci sono un po' di messaggi, Sì. leggiamone un paio, due, tre paio. per iniziare. Corrado da Mascalucia scrive una sola parola: delusione. Questa squadra non ha gli attributi per vincere il campionato. Invece Francesca da Palermo: non si può fare nulla per far arrivare alla Lega tutte le malefatte dell'arbitro, perché non trovo giusto essere sempre penalizzati. Grazie. Arbitro da ufficio d'indagine, ma una squadra che raggiunge la vetta in classifica la difende con unghie e denti e non di certo come ha fatto il Catania. L'ultimo. Qualcuno mi spieghi la differenza tra Casertana e Casarano per il rigore non dato, perché a me sembra uguale. Bene, allora fra un poco ci arriviamo, adesso ci dobbiamo Abbiamo fermare. anche una clip che Sì. proprio è Abbiamo una risposta a questa domanda. Ora ci arriviamo. Intanto facciamo una sosta e poi riprenderemo da Patanè stavolta. Da Patanè. A dopo. Ricominciamo da Angelo Patanè. Adesso anche tu sulla partita. Allora, la sconfitta del Catania non parte e non è frutto soltanto della scelta del direttore di gara, non è frutto dell'errore del direttore di gara. Voglio essere chiaro in questo punto di partenza, perché altrimenti rischiamo di fare tafazzismo e continuare a pensare che tutto il mondo ce l'abbia col Catania. La sconfitta di 2 giorni fa la reputo la più grave dell'era Toscano, perché coinvolge in maniera orizzontale tutte quante quelle che sono le componenti, per usare un termine ormai famosissimo a Catania dagli anni di Lo Monaco, che hanno condotto la comitiva rossazzurra fino a Giuliano. Le componenti, A Casarano. fino a Casarano. Le componenti senza ordine, in maniera orizzontale, perché non c'è un aspetto verticale, chi più chi meno, secondo me hanno tutti la responsabilità. Primo punto di responsabilità certamente alla squadra, una squadra che deve vincere il campionato, che vuole vincere il campionato, che parte 2 giorni prima con la consapevolezza di potersi giocare uno slot così importante, non può scendere in campo con quelle condizioni mentali. È inutile stare lì a girare intorno all'aspetto e al problema, è la squadra che scende in campo e il Catania, abbiamo detto, a meno che non ci siamo sbagliati tutti quanti in questo tavolo, ma non solo noi, anche gli addetti ai lavori, che il Catania ha 2 formazioni che possono competere per il salto di categoria. Ha messo in campo la migliore formazione, ma anche chi è subentrato non era all'altezza della situazione. Punto secondo, sicuramente all'allenatore, perché l'allenatore ha la responsabilità della preparazione emotiva, non soltanto tecnica, di questa partita, e l'ha sbagliata sul piano emotivo e sul piano tecnico. Ci ha spiegato Carlo Breve quali sono le sue personali considerazioni, che condivido in pieno. Come le condivido io, penso che le condividano anche col senno del poi gli addetti ai lavori e soprattutto all'interno dello staff del tecnico toscano. Terza componente sicuramente la società, una società con una partita che non può avere alibi, e in un momento in cui la società si è rafforzata, una società che ha preso competenze specifiche, non può farsi sfuggire di mano per la seconda volta
il fatto che il Catania parta da capolista e la seconda volta è il fatto che da capolista vieni sconfitta. Nella prima circostanza con una squadra sicuramente di più alto lignaggio, nella seconda circostanza con una squadra tutto sommato possiamo definirla con l'acqua alla gola. All'epoca non lo era di alto lignaggio, No. perché il Cosenza era in crisi come è stato il Casarano sabato prima di affrontare il Catania. Ma sui piano della sui qualità numeri, non c'è sulla dubbio qualità, che è così. Non ci sono dubbi. E allora una società che monitora, che ha ormai delle competenze specifiche, non può lasciarsi sfuggire di mano per la seconda volta una situazione del genere, perché è evidente che chi deve controllare sull'operato di tutti, che è la società, gli è sfuggito qualcosa. Ora tutto è rimediabile, però rimane la gravità di una sconfitta che è merito esclusivo della prestazione del Catania. A questo aggiungiamo anche la circostanza che l'arbitro è stato un arbitro sicuramente non all'altezza della situazione, un arbitro che non può continuare ad arbitrare per quello che abbiamo visto in questa categoria. È un arbitro della Serie D, non c'è niente di male, c'è chi nasce campione del mondo, c'è chi nasce giocatore da dilettanti, la gestione di una partita tutto sommato piatta. Beh, devo dire che ci sono stati degli interventi che andavano sanzionati in maniera diversa, poi ne parleremo anche Carlo con ha Max. detto bene, no? La formazione avversaria, ha fatto una partita diligente, attenta, non è stato un duello, non Ha è chiuso stato gli uno spazi, sport. ha fatto la Non è partita, se il non è Catania, stato- se chiuso le riesci- linee di non è passaggio, stato- ha chiuso no, ma i dico, non è spazi. stato di quelle partite dove ti minacciano nel sottopassaggio, dove ti arrivano il contatto dell'avversario, lo senti con i tacchetti dal primo minuto. Un campo tutto sommato da vogliamoci bene, con una squadra che aveva reduce da 5 sconfitte consecutive. Non puoi presentarti così. E questa al era cospetto. l'insidia maggiore, Angelo, permettimi se Ma ti quale interrompo. insidia? È un'insidia Ma, perché Angelo, quando tu vai a giocare ma contro questa- una squadra, permettimi, Certo. quando una squadra va a giocare contro un avversario che ha perso 5 partite di fila, pensa che quella squadra è entrata in un tunnel irreversibile e allora lì scatta probabilmente la molla psicologica negativa che ha indotto poi la Angelo. squadra a non esprimere quello che in realtà può fare. Non voglio interromperti, però No, questo ho finito. è un alibi dietro il quale raccontiamo delle storielle del calcio tipo sconfitta salutare. Ora io non penso parliamo di che sconfitta nessuna salutare, sconfitta sia un Angelo. centro benessere. La Assolutamente. sconfitta non è mai un centro benessere, non esiste. Poi vogliamo dire che in alcuni momenti la sconfitta può servire come una sberla. La sconfitta di ieri, di avantieri, la vedi sulla Ma classifica. le sconfitte fanno male, Vuoi vedere? non Ma esistono no, sconfitte salutari. Ma questa Angelo. fa 2 volte male perché avevi il vantaggio di giocare con una squadra di medio-basso livello e nel frattempo Patanè, hai consentito. ha detto prima Alessandro Salernitana. Vagliasindi che il Catania si è trovato 2 volte in testa alla classifica e per 2 volte in quella circostanza ha perso la sua partita. Salernitana e Cosa Benevento. significa questo? Significa che probabilmente la Ma la prima volta squadra... ti era andata di lusso, oggi No, è andata di Salernitana- lusso tanto per dire, 4-1 No, ti era cioè, andata di 4-0 lusso quando è perché finita la- Salernitana e finita malissimo quella Benevento partita. non avevano approfittato del tuo passo falso vincendo Sì, entrambe Angelo, le partite. però gli aspetti, Loro li hanno vinti. permettimi, non dobbiamo fare un colloquio fra di noi, No, un assolutamente. però il discorso è questo, permettimi di ribadire il concetto, cioè probabilmente ancora questa squadra non è talmente matura, ecco, diciamola così, di poter gestire determinate situazioni, non riesce a fare. Quando ho fatto questa domanda io durante diretta stadio al tecnico toscano se c'erano delle similitudini, mi riferisco non al piano tattico, non al piano tecnico, mi riferisco soprattutto a quello che da un punto di vista mentale questa squadra può pagare in determinate situazioni. Ribalto la tua considerazione che reputo giusta e ti dico allora che evidentemente mi stai dicendo che il Catania non è la squadra che può vincere In questo il campionato. momento E io invece non penso, è talmente matura. e invece penso che se hai il tecnico più vincente degli ultimi 5 anni, se hai la rosa più completa di tutte le rose che abbiamo visto nelle altre formazioni e nelle altre squadre, se hai la dirigenza che si è rinforzata con elementi di primissimo livello e primissima fascia, c'è in qualche posto un errore. Ricorda di quello che ti ho detto C'è- io prima di vero, iniziare la trasmissione, vero, queste ma non ci stesse credevo. parole. Per me E era invece è 3-0. successo. Allora, in mezzo a in questa situazione c'è un errore e allora la dirigenza o la squadra o il tecnico devono trovare dove sta l'errore, perché altrimenti il campionato non lo vinci.
lo vincono gli altri. E questo sicuramente, così facendo. Allora, Se no, fra poco vado se no, da un Alessandro, salone di però vorrei bellezza, sentire la un paio di sconfitta. messaggi da casa, perché sono tanti e dobbiamo rispettare anche chi ci segue. Scrivono: non ci sono scuse. Il Casarano ha segnato all'8° del primo tempo e il Catania ha avuto quasi 2 tempi per rimediare, almeno ad un pareggio. Così non si può andare avanti, bisogna essere costanti e non discontinui. Al di là del rigore non dato, c'è da dire che l'arbitro indirizza il risultato per decisioni cervellotiche che hanno consentito ai giocatori del Casarano di commettere falli senza essere sanzionati, alcuni quasi arancioni. Dobbiamo metterci in testa noi tifosi, giornalisti e addetti ai lavori che questa squadra non riesce a gestire le partite, le situazioni e le atmosfere di svolta. Sarebbe auspicabile che in tali occasioni tutti noi tenessimo dei toni sommessi. Poi c'è una domanda per Max Velotto. Ti chiedono: ho l'impressione che questo FVS non sia stato tanto digerito dagli arbitri. Infatti, fino ad oggi sono rari i casi in cui l'arbitro abbia cambiato opinioni dopo aver visionato l'FVS. Cosa ne pensi? Allora, una risposta di Max su questo. Noi oggi abbiamo affrontato invece un altro aspetto, cioè l'aspetto psicologico dell'arbitro che va all'FVS. Però che cosa dici di questa osservazione? Ma guarda, se andiamo in un fatto di percentuale, indicativamente diciamo abbiamo una percentuale bassissima di cambio decisione, siamo intorno o non inferiore al 10%, cioè su 100 interventi, 10 volte, su 100 chiamate, 100 card giocate, 10 volte anche meno è stata cambiata la decisione. Quindi diciamo che l'arbitro... Questo sul piano nazionale. No, nel sì, senso, in tutti i gironi. Ho quindi... fatto una proporzione, diciamo, intorno al 10%, poi dato più, dato meno. Tutti i gironi. Non è quello che cambia, perché poi si può dividere a seconda, perché ricordiamo che l'FVS può intervenire in 4 casi, no? Nell'espulsione diretta, nel fuorigioco, nella concessione del calcio di rigore e nel discorso della convalida della rete o non rete. Quindi ci sono 4 situazioni dove può essere chiamata l'FVS. Mi trovo d'accordo con il telespettatore, perché secondo me l'approccio non è che è stato sbagliato, secondo me c'è un discorso psicologico molto lungo che abbiamo fatto prima dietro le quinte, Angelo, dove ho cercato un attimo di spiegare che secondo me, e la faccio breve, proprio in 10 secondi, secondo me l'arbitro quando va all'FVS non va a cercare gli elementi per i quali l'allenatore si è giocato la card, secondo me si concentra più nel trovare gli elementi che hanno portato a prendere quella decisione in campo, quindi il cervello lavora in un'altra direzione rispetto a quella che potrebbe essere la volontà delle panchine. Questo è un mio pensiero legato anche al limitato supporto televisivo che hanno a disposizione, perché vedremo, poi Alessandro ci farà vedere una situazione di Altamura dove io sostengo che non è possibile, uso una metafora, andare in guerra con le fionde e le cerbottane, per fare una metafora, nel senso non possiamo chiedere agli arbitri di utilizzare uno strumento non avendo le armi per combatterlo. Cioè questo che significa? Significa che io non posso pretendere dall'arbitro con 2 telecamere di avere una visione perfetta, esatta dell'episodio. Ok? Quindi secondo me, sempre riferendomi a un discorso di fuorigioco, dico che quantomeno si dovrebbe supportare gli arbitri con delle telecamere a 16 metri, quantomeno perché dalle situazioni fuori gioco possono nascere la maggior parte delle situazioni di rete. Ci fermiamo, adesso ci dobbiamo fermare, Sì. però facciamo una cosa, prima di fermarci... Vogliamo vedere la clippettina Caserta Casarano? No, prima di questo io vorrei farvi sentire le parole del direttore di gara, dette chiaramente quest'estate, prima A Cascia, al raduno prima che degli arbitri. prima che iniziasse il campionato. Sentiamo cosa dice Frasiniak sull'FVS. Esatto, ma è una pillolina e poi Perché a volte tra il dire e il fare c'è di mezzo il più del male. Sentiamo questo contributo. Dobbiamo continuare ad essere arbitri e quindi decidere in campo senza pensare alla tecnologia. Infatti il football video support sarà di grande aiuto nel momento in cui noi commetteremo un errore. Quindi la verità del campo, grazie a questo strumento, verrà ristabilita. Proprio perché può essere che magari un arbitro non veda un episodio oppure non si trova il posto giusto per una determinata circostanza. Grazie a questo supporto saremo in grado di prendere le decisioni corrette. Infatti vorrei chiudere dicendo la frase che ci ha detto Daniele Orsato, che un arbitro bravo con questo strumento diventerà forte, proprio perché si riduce al minimo l'errore.
Meno male. Allora, Ce la farai, ci ce la fermiamo, ci dobbiamo fermare. Questa è una vipera, cioè ci ha pensato tutta ci stanotte a dobbiamo trovare, a fermare. scovare queste interviste. Ci fermiamo e torniamo fra poco e ripartiamo con la Moviola. Allora, torniamo di nuovo mentre le discussioni non si fermano neanche durante diciamo, la sosta. Giulia, per i nostri telespettatori che cosa dobbiamo dire? Sì, diciamo che dovete mandare per favore messaggi brevi, altrimenti non passano nel nostro serpentone e siamo obbligati a tagliarli ed è un peccato. Ed è veramente un peccato perché Un stasera... serpentone senza coda. Un serpentone senza Diventa coda, un quando sei serpentello. spiritoso. Allora, ripartiamo dalle dichiarazioni del direttore di gara. Fantastico. Da cosa Fantastico. vogliamo cominciare a vedere come immagini? Così magari... Ma faccio vedere intanto la clip Caserta-Casarano, per capire subito... Ah, c'è il confronto? Sì, sì, sì. Ah, va per bene, capire allora, subito sull'episodio il confronto dei due incriminato. rigori a confronto, eccolo qua. Allora, a sinistra vedete Gega su Rolfini, a destra vedete D'Ausilio su Casarotto. Qual è la differenza? Come la settimana enigmistica? Scovate la differenza. Secondo me questi sono due rigori. Entrambi i difendenti non guardano Allora, e non se- si accorgono dell'arrivo dell'attaccante. Allora, in ordine temporale, Entrambi. se è rigore quello di Caserta, è rigore quello di Casarano. Sono tutti e due rigori. Perdonatemi. E allora Padre, Forse- cosa ci dici? Forse è più rigore quello di Casarano che Esatto, quello di Caserta. perché mentre lì puoi avere l'alibi Che gli spunta di che dietro. gli spunta di dietro, qua invece ce l'hai proprio nel radar, nella mira. No, non e lo ti vede, arriva- non lo vede Gega, Angelo. Ti arriva Non lo la vede, ragione. non lo vede. Non lo vede perché è concentrato sulla palla e lo calcia. Una volta che siamo Lo partiti calcia, lo scalcia. da questa diciamo clip, calcio di rigore, è allora tutto rigore. diciamo che facciamo l'FVS del Catania, così ci togliamo anche i dubbi, così facciamo parlare Max su questo episodio. E la Moviola numero 6, lo dico per la regia, così magari intercettiamo e vediamo. E poi torniamo indietro perché ci sono Poi tanti torniamo altri indietro, ci sono episodi tanti sulla altri partita. episodi. Questa è l'azione a velocità normale, come l'abbiamo vista sul campo, poi noi siamo andati con... Vedi che non lo vede? Però attenzione perché ora c'è il momento in cui ci siamo soffermati anche durante la diretta stadio. Ecco, questo è il momento, diciamo, culmine. Allora, il momento culmine, il fermo immagine ci restituisce il momento dell'impatto, che è quello che conta. Cioè abbiamo il momento in cui Rolfini anticipa il giocatore del Casarano a Gega e poi abbiamo il momento in cui c'è l'impatto. Allora io inviterei, per un attimo immedesimiamoci tutti quanti nell'arbitro. Noi andiamo all'FVS e vediamo una cosa del genere. Io da arbitro non vado a cercare quello che poi lui avrebbe, uso il condizionale, sostenuto, che il contatto non sarebbe stato da rigore. Allora come ragiona l'arbitro? L'arbitro ragiona dicendo, cercando di trovare l'elemento che lo possa supportare nella sua decisione di campo. Io invece che analizzo da esterno, lo analizzo in maniera asettica, mi soffermo su due aspetti fondamentali che ho sempre detto io. Il calcio che dà Gega, guardate Gega come carica il piede. Guardate Gega come che potenza dà a velocità normale, guardate Gega come prova a calciare il pallone. La caduta di Rolfini è una netta conseguenza della forza applicata dal calcio di Gega sul piede del giocatore. Non c'è nulla di anomalo, non c'è nulla di innaturale. Tutti i movimenti, sia il calcio di Gega sia il movimento di Rolfini, sono in simbiosi. Al calcio di Gega corrisponde la caduta di gol, non c'è un tuffo, c'è proprio una zampata netta e la caduta secca di Rolfini è proprio a causa del calcio evidente di Gega, che tra l'altro lui indica il pallone con il braccio sinistro. Gega fa capire a tutti che ha preso il pallone, Non l'ha neanche poi sfiorato. questo è un aspetto che su quale poi apriremo e chiuderemo rapidamente una parentesi, perché se lui sostiene che ha preso il pallone poi l'arbitro ci dovrà spiegare perché non ha dato calcio d'angolo. Cioè come si chiama? La discriminante diventa il pallone, perché come ho sempre detto
sin dall'episodio... Chi arriva prima vince. Bravo, sin dall'episodio di Caserta dove sono stato duramente attaccato, ma io manterrò la mia linea di coerenza durante tutta la stagione, perché io lavoro su degli elementi, perché gli episodi possono essere simili e non sono mai uguali, ma se noi teniamo sempre in considerazione gli elementi sui quali bisogna fare le valutazioni, in questo caso qua il caso ha voluto proprio che ci fosse un episodio, non dico uguale, ma simili per caratteristica a quello che è avvenuto a Caserta. Come ho sostenuto sin dall'inizio che a Caserta ci poteva stare il rigore, è rigore anche qua a Casarano. Senza ombra di dubbio, chi arriva prima sul pallone lo conquista in maniera regolare, quindi lo subisce l'intervento del difensore ed è calcio di rigore. Non c'è null'altro da dire e da discutere. Poi l'arbitro non concede il calcio di rigore, ti vuoi creare un alibi? Dammi calcio d'angolo. Dai calcio d'angolo, almeno sostieni la tesi che per te è arrivato prima sul pallone il difensore. Non mi dai nemmeno calcio d'angolo e allora diventa poi un problema. Max, scusami, ti faccio una domanda provocatoria. Se l'arbitro avesse assegnato il rigore a Rolfini Sì. sull'FVS del Casarano, secondo te l'avrebbe confermato o l'avrebbe revocato? Secondo me l'avrebbe confermato. Giusto? Sì. Perché si ritorna Perché al discorso torniamo al discorso di che prima. facevo prima. Perché Cioè, l'arbitro si psicologicamente focalizza. va a difendere sempre la sua scelta. Allora, un 30 secondi rapidamente per ripetere una cosa che ho già detto in passato. A differenza del VAR, l'FVS, il VAR è supportato da altri arbitri che vivono l'esperienza del momento chiusi in una camera ovattata davanti a 10 monitor con il supporto di 20 telecamere, ok? Senza nessun tipo di pressione. L'arbitro qua invece va al monitor ed è con 2 telecamere a disposizione, con tutti i giocatori dietro che pressano, il pubblico che fischia e lui che va ad analizzare solo, secondo me, gli elementi che possono supportare la sua decisione. Proprio in una eccezionalità dei casi si rende conto che non vede altri elementi che possono supportarla, può cambiare decisione. Ma io sono convinto che l'arbitro va davanti al monitor solo ed esclusivamente per ricercare gli elementi che possono avvalorare la sua tesi, perché in questo caso lui dice chiaramente che il contatto c'è, ma il contatto non è da rigore. Per me questo è un contatto che non lo puoi catalogare non da rigore, questo è un contatto da rigore, questo è fallo. Posso aggiungere una cosa all'abbondanza, però è anche vero che certi esperimenti, come hai sottolineato tu all'apertura di collegamento di nostra trasmissione, non si devono fare e non si fanno raramente con le prime in classifica. O lo fai alle prime o giornate, lo fai alle prime non alla giornate di 14ª. campionato, quando ogni punto può essere determinante. Ciò non toglie ovviamente che un errore o una cattiva giornata può capitare anche agli arbitri più esperti, capita su tutte le latitudini del calcio, ma questo tipo di esperimenti è già la seconda volta che accade a Catania e accade col Catania. In una circostanza andò bene perché avevamo un arbitro sul trampolino di lancio, avevi sottolineato tu, per fare il salto di categoria, Striamo. era Striamo, e ha dimostrato di avere Era andata carattere. male a cava perché Picardi sbagliò Esatto, tutto. quanto. E poi si ripete in una partita delicatissima che, ripeto, il Catania non ha perso soltanto per la decisione del direttore di gara. Max, scusami, quando c'è una giornata di campionato di Serie C sono 60 partite, va bene? Tutti e 3 i gironi. 30 partite, scusami, 30 partite. 30 partite. Qua, gli arbitri, chiaramente il designatore, in questo caso Orsato, si fa una griglia, no? Tra le partite di prima fascia, quelle più importanti, partite di media fascia e partite di, diciamo, facili, più Terza fascia. Sì. Con quale criterio si va a scegliere insomma, la suddivisione degli arbitri su queste griglie? Perché sarebbe assolutamente anomalo scegliere un Frasiniak per Casarano-Catania quando correttamente Di Francesco viene mandato per Altamura Salernitana un quinto anno e Gausolino a Benevento un altro quinto anno per Benevento Monopoli. Come può avvenire un'anomalia del genere?
Guarda, io il disegnatore l'ho fatto per 2 anni in una categoria nazionale dove noi designavamo gli arbitri che da fuori regione arbitravano le gare di eccellenza nelle altre regioni. È il primo step nazionale degli arbitri dopo che dalla regione passano a livello nazionale. All'epoca ero io disegnatore insieme a Danilo Giannoccaro. Come si effettua, almeno qual era il criterio con il quale effettuavamo noi le designazioni? Si basano su 2 aspetti fondamentali, uno sul rendimento dell'arbitro fino ad oggi, Lo stato di forma. lo stato di forma, e l'altro è l'esperienza che ti può dare l'arbitro. Quindi se io ho fatto una premessa durante diretta stadio, ho detto ho delle forti preoccupazioni, l'unico elemento che può giustificare una designazione del genere a fronte di un ragazzo con poca esperienza è che sta venendo da prestazioni che io non conosco, va bene, ma che abbiano convinto il designatore a designarlo per quella gara. Te hai detto di Striamo fece un'ottima gara e sta avendo un ottimo percorso, perché io poi l'ho continuato a seguire e Striamo è stato impegnato in diverse partite, ha fatto Arezzo Ascoli, mi sembra, Ravenna. Arezzo Ravenna, cioè ha fatto partite di un certo tipo. Quindi il disegnatore dice: ho un secondo anno, ho provato altri e è andata bene, questo è un ragazzo che sta facendo bene, designiamolo su questa gara. È un rischio che si prende. Io ho detto l'esperimento non è riuscito, purtroppo non è andata bene. Anche perché un quinto anno come Di Francesco, guardiamo cosa ha fatto in Altamura Salernitana, anche per Chiudere il calibrare cerchio. Mettiamo la foto, l'errore facciamo di vedere la foto. Casarano però con l'assistente. quel... Sì, ok, ma lo va a rivedere anche Di Francesco poi alla FVS e ma dico, se l'idea sì. sulla posizione non è questo l'episodio, No, no, è un fotografico. questo è il rigore della Salernitana con cui poi porta a casa i 3 punti. Abbiamo girato C'è una fotografia, una foto, un fermo immagine. Un fermo immagine, vediamo se ci, riusciamo. Fotografa la posizione. Eccola qua. Guardate, allora, sulla destra del teleschermo, vedete il numero 14 dell'Altamura, dovete controllare la posizione dei piedi rispetto alla posizione dei piedi del difensore della Salernitana all'interno dell'area piccola al centro, va bene? Allora, quello è il momento in cui l'esterno dell'Altamura tocca il pallone, quindi da qui si deve valutare la posizione di eventuale fuorigioco del numero 14 dell'Altamura, e da questo fermo immagine sinceramente faccio fatica a vedere il giocatore dell'Altamura più avanti del difensore della Salernitana. Detto questo, c'è un altro particolare. No, non è più avanti, è sensibilmente indietro. Ok, ma c'è un altro particolare. Quel giocatore, il numero 14, se poi si va a vedere tutta l'azione, la palla in realtà non la tocca. La segnalazione dell'assistente arriva sul presupposto che il numero 14 parta più avanti del difensore della Salernitana, e non è, Quindi e che tocchi il pallone fuori. sul taglio del suo compagno di squadra. Vi assicuro, perché l'ho rivisto tante volte, il piede del numero 14 dell'Altamura non arriva a toccare il pallone. Ora lì l'errore lo fa l'assistente, d'accordo, ma l'FVS, dico, io vado a vedere questo fermo immagine, io, Dario Di Francesco, come faccio a dire che è fuori gioco? Vabbè, un attimo, ci dobbiamo fermare, dopo ripartiamo da Carlo. Eravamo sull'1-1 al 63esimo. C'era tanta partita ancora da giocare. Ci fermiamo. No, sarebbe stato 2-1 per l'Altamura. Ma c'era tanta Sì, ho partita da capito. giocare, ci mancherebbe Ok. altro. Allora, pubblicità e dopo torniamo. Avevo detto che saremmo ripartiti da Carlo, non abbiamo esaurito ancora la Moviola, perché chiaramente abbiamo degli episodi, non hanno portato alla revisione alla FVS, Però dimostrano il pessimo stato di forma del signor Frasi. Adesso io però vorrei tornare a spezzare un attimino il ritmo rispetto alla Moviola, perché a Carlo chiedo la metamorfosi di questa squadra, perché una squadra che ha fatto 9 risultati utili consecutivi, se non ricordo male, e poi all'improvviso incappa in questa partita. L'ultima brutta partita l'avevamo visto col Cerignola, se non sbaglio, vado a mente. Poi
diciamo arriva una brutta prestazione, perché c'è stata la brutta prestazione del Catania, non possiamo non dirlo. Quella col Cerignola veniva da una serie di 3 partite consecutive In mezzo in c'era 8 stato il giorni, derby però con il in 8 Trapani, se non giorni, ricordo male. sì, dove il Catania fece Aveva un'ottima giocato partita abbastanza con bene. Sorrento opaco. A Cerignola una brutta prestazione, 9 partite utili consecutivi, Catania in grande spolvero, arrivava veramente di gran carriera a questa partita, ci si aspettava tutt'altra prestazione e risultato, ci può stare, non facciamo drammi, ritengo che la squadra di Toscano può rimettersi subito in marcia e con la stessa atmosfera che ha trovato nelle ultime settimane al Massimino può ricominciare il suo percorso per inseguire insomma, le prime della classe. Carlo, però un punto, 2 punti cambia poco, insomma, sono tutte però lì e considera finiranno tutte lì. Però se metti insieme i 2 punti persi contro il Casarano, perché con la Casertana sono stati 2 punti persi, se metti che anche un punto è stato perso ieri, già sono 3 punti. Con la Casertana, Angelo, è stata un'ottima prestazione, Non abbiamo dico, visto un ottimo ma nel Catania. finale non c'è stata quella giusta determinazione. Io parto sempre... Guarda, Nel finale con la Casertana, in 10 contro 11, in 10 contro 11 io credo che una c'è squadra stato un attrezzata errore d'ausilio in quella situazione, non l'avrebbe perso. C'è stato l'errore anche di Erardi, però io ritengo che una squadra che è attrezzata per vincere il campionato deve avere le spalle abbastanza larghe per poter sopportare anche delle difficoltà in 10 uomini. Ci sono squadre che vincono partite in 10 uomini. Se nel finale di Ma lì c'è partita... stato un episodio che li ha condannati. Vi posso dare una spiegazione? Un episodio che li ha condannati. Vi posso dare una spiegazione aiutandoci con la prima grafica vediamo che la prima abbiamo grafica, preparato insieme alla regia. Illuminami, perché No. io ho spiegazioni, io ce l'ho. C'è un senza fatto grafica. oggettivo, ripeto, lo testimonia questo contributo. Guardate il rendimento delle squadre di testa in trasferta. Il Catania ha la media punti più bassa delle 4, Salernitana, Benevento e Cosenza. La Salernitana ha fatto 14 punti in 7 trasferte, una media di 2 a partita. Il Cosenza ne ha fatti 14 ma in 8 trasferte, quindi 1,75, quindi attenzione anche al punteggio in classifica della Cosenza, che ha una partita in meno in casa rispetto alle altre, quindi 26 punti del Cosenza potenzialmente sono 28 come quelli del Catania. Poi abbiamo il Benevento che ha fatto 10 punti in 7 trasferte, 1,42, e abbiamo sempre detto che il Benevento fuori casa faceva male e ha fatto meglio del Catania. Catania ha fatto 9 punti in 7 trasferte con 8 gol fatti e 8 subiti, cioè tutto quello che noi abbiamo elogiato del Catania in casa, dove non ha ancora subito nulla, fuori casa ha un effetto esattamente contrario. Alessandro, la grafica mi illumina. Non mente, No, non mente. I numeri non mentono. 1,28 del Catania rispetto a punteggi nettamente più alti. Però la storia di quella grafica, se vogliamo essere cioè vogliamo contestualizzare gli avvenimenti, raccontano che quell'1,28 al netto della partita giocata avantieri, al netto della partita giocata a Caserta, interveniva in un momento storico particolare il Catania. Ricordiamoci che il Catania alla quinta giornata aveva 11-10 giocatori infortunati per infortuni muscolari, una situazione di criticità, di assestamento, doveva arrivare ancora il nuovo staff di fisioterapisti. Ci siamo dati sostanzialmente un alibi, per questo dico che la partita, proprio a conferma di quei dati e di quei numeri, la partita di avantieri è stata preparata male, gestita peggio e non ha nessun tipo di attenuanti. Giocavamo con una rosa che non aveva quel numero esponenziale di infortuni, aveva quelli fisiologici del periodo, ma aveva i ricambi, anzi in sovrabbondanza sul reparto offensivo. Non giocava con una squadra che ha dimostrato sul campo di vendere la pelle e di giocarla proprio, sai, di quelle lì che te le giocano alla guerra dal primo minuto fino al 95esimo minuto. Hai avuto tutto il tempo per recuperare una partita ed è evidente, e torno a dire, che in questo sistema composto da 3 nuclei che sono squadra, allenatore e dirigenza, da qualche parte per venire fuori quei numeri nelle partite in trasferta c'è un cortocircuito. Ora, siccome abbiamo specialisti da tutte le parti
o meglio abbiamo specialisti nella squadra con giocatori che hanno giocato, militato, tanta esperienza nelle categorie superiori, abbiamo specialisti nel team tecnico, abbiamo quindi anche specialisti nel gruppo che riguarda e che si occupa del far star bene i giocatori, abbiamo degli specialisti nella dirigenza. Beh, uno di questi tre mi dica, o tutti e tre mi dicano dove sta il cortocircuito che ci porta a quei numeri in trasferta, perché qualcosa nella settimana di preparazione alle partite in trasferta succede. Ora che non ce ne accorgiamo per una volta. Ma possibile in tutte le partite in trasferta, Angelo? È il mio paradosso, caro Angelo, Può è essere un problema di gioco, No. che è anche di gioco, perché Ale, tre sì. partite brutte fatte al Catania in trasferta, Cosenza, Cerignola e Casarano, hanno un minimo denominatore Hai comune. ragione. Una squadra che ha fatto fatica a tirare in porta. E Ale, In queste tre partite un il tiro, Catania ci non ha stavo mai arrivando. trovato il Un canovaccio tiro, per... ma quella di avantieri è stata una partita tra le peggiori, un tiro in porta durante 95 minuti e non è che il gol della sconfitta... ricordiamoci che Cagliazzo ha avuto la palla del 2-0. Cioè, non è che il gol... stavamo parlando di Cosenza, a tutt'altro. onor del vero, a Cosenza ha tirato in porta il Catania più volte. Nel secondo Preso un tempo, passo clamoroso con nel secondo Forte, tempo, ma dico, fatto gol di tutta tacco. la parte iniziale del match l'ha condotto il Cosenza. Lì arrivavano sempre a loro Cerignola. prima, avevano Vogliamo fare la cattiveria agonista e una voglia di vincere superiore a quella del Giusto, Catania, giusto. i giocatori del Ma- Cosenza. dai, Però in quella avantieri, fase avevamo, dai. un giocatore Allora, che spaccava tutto, che era avrebbe- Lunetta, che eh. chiaramente ha avuto una fisiologica flessione. Oggi non abbiamo trovato delle soluzioni Alternativa. diverse da Avrebbero- quel Lunetta che era straripante. Avrebbero fatto un voto a tutti i santi del paradiso per uscire fuori da quella partita con un pareggio contro il Catania, e invece sono portati via i 3 punti. Quindi ora dove sta tutto questo furore agonistico, tutta l'attenzione che vuoi? Se tu sei più forte, la partita della nazionale ieri ci dimostra che in questo momento succedono queste. Se sei più forte puoi prendere anche il gol, ma alla fine te ne faccio 4. E il Catania, se non riesce a preparare le partite in trasferta, vuol dire che qualcosa, c'è un cortocircuito nella preparazione della partita. Non so dove stia, io non sto dentro la Angelo, può società. essere che è una squadra magari che non ha Ma- l'attitudine a giocare Ma bene in non è- trasferta. Angelo, Mi ricollega no, a quello che diceva Angelo, prima. non esiste. Se una Ma squadra come è non forte, esiste? ma Sono- come no? Angelo, Se vinci il campionato, ma puoi fare questi numeri, Ma non puoi fare vincere queste il figuracce. campionato se perdi e allora comunque non vinci in E trasferta. Mi allora pare difficile, sentiamoci no? tutti, chiamiamo Toscano, diciamo che Toscano non crede alla vittoria al campionato, chiamiamo Ma non Pelligra è così, e diciamo dai. che Pelligra non ci crede più, la squadra non ci prendono per il sedere quando ci dicono Angelo, lottiamo per vincere. ascolta. Allora c'è un cortocircuito, da qualche parte ci sta, i numeri di Serve un Alessandro. salvavita, mettiamola così, bravo, facciamo altro che- una battuta così siamo a bravo, posto. bravo. Nelle trasferte Sì. e in certe situazioni ambientali particolari la linea in campo te la danno i senatori. Purtroppo a Casarano tutti i senatori hanno giocato una partita brutta. Sottotono. Di Gennaro, Di Tacchio, Donnarumma, Caturano hanno tutti steccato la partita. E quando tu perdi il nucleo di esperienza che ti deve dare l'imprinting di quella partita, per una squadra già come il Catania, che ripeto ha avuto queste discrepanze di rendimento in trasferta, si fa tutto Ale, molto più mi taccio complicato. però. È il preludio alle pagelle. Ma mi taccio, sai perché? Perché, vedi, hai fatto un'analisi perfetta, ma che coincide con quella mia. Può essere, Ma la mica ho giornata, detto che non avevi può ragione. essere la giornata negativa di Di Tacchio, può essere la giornata negativa di Caturano, può capitarti quella di Gennaro, ma il fatto che tutta la squadra, tutta, ad eccezione di Cicerelli, che esce fuori dal campo, io dico correttamente adirato, reputo con se stesso, o forse con qualcun altro, però è l'unico che in campo dimostrava di poter avere la gamba per poter reggere questo confronto con i senatori assenti. Beh, quando tutti quanti steccano la partita, Ma non ti dovevi piacere? c'è qualcosa che non va. Sai, guarda, manca un quarto d'ora alle 10, alle 22.
Vabbè, ho altri mi 5 episodi che abbiamo montato stamattina con Fabrizio Rizzo e non vorrei mandare praticamente in fumo No, così. no, no, Ci sono i messaggi da casa, facciamo la pubblicità, riprendiamo con la moviola e liquidiamo gli episodi che abbiamo messo insieme e poi dopo ci saranno le pagelle, ci saranno le altre grafiche. Parleremo del Latina. Parleremo anche di Torre del Grifo e dell'arrivo anche di Pelligra. Bagliasini, una partita complicatissima in Latina. E guarda che tenere ci con le azzecca sempre, perché ci ha azzeccato. No, La stavolta settimana non ci scorsa azzecca. ha detto delle cose No, giuste. Ha detto che era più facile. No, ha detto però che sembra una squadra. Ha detto che era più facile ma sulla- rispetto ad altre. Ma se il Catania avesse fatto il Catania, Continuiamo a discutere fuori onda, c'è la pubblicità. Lasciateli litigare, pubblicità, a dopo, Ci vediamo dopo. questa già è stata detta. È stata detta. Va bene, basta. Hai continuato anche durante la pubblicità. Noi parliamo per No, così. non parlate voi. Allora, non voglio perdere il patrimonio, diciamo, di filmati che abbiamo realizzato questa mattina. A tutto Max, Frasiniac, andiamo. allora, cominciamo dai primi minuti di gioco. Eccolo qui, guarda. Sì, no, facciamo un attimo una premessa importante. Abbiamo analizzato questi episodi non perché siano fondamentali a qualcosa di in particolare, ma per farvi capire qual è stata proprio la condotta arbitrale sin dai primi minuti, che mi ha dato subito delle forti preoccupazioni. Qua c'è un intervento di Gega, notate bene Gega, perché Gega sarà protagonista di ben 3 interventi, tutti e 3 secondo me da ammonizione per un motivo o per un altro, e dove in tutti e 3 i casi non c'è stato niente per Gega. Allora, questa è la prima entrata, questo è un avvertimento. Io fossi l'arbitro, in questa situazione qua, l'arbitro qua non fa nemmeno un richiamo di quelli fatti bene. In questa situazione qua decidi di non fare giallo, lo posso anche condividere. Sei ai primi minuti di gioco, vuoi capire come sta andando la partita, ma te richiami Gega in una certa maniera e gli dici: ascolta Gega, se questo è il tuo modo di giocare con me, duri in campo 5 minuti oggi, e glielo fai capire. Invece guardate che succede al 14°. Andiamo più avanti. Sempre Il prossimo Gega. episodio, Sempre i soliti protagonisti, Gega e Lunetta. Qua siamo secondo me al paradosso. E qui c'è praticamente l'ammonizione per Lunetta che si lamenta. No, ma non era questo. E io, il 14°. Ah sì, scusate, no, sì. E Perdonate, questo è perdonate. Questo è già la lunetta. È già la protesta. lunetta. No, perdonate. Il secondo che gli arriva. No, c'era anche un altro intervento al limite della di rigore dove addirittura è stato poi fischiato al poi contrario. C'è anche l'ultimo, Al contrario, se per bravo, questo. sì. No, E qui c'è la l'ultimo punizione perché abbiamo... C'è la munizione qua per protesta a Lunetta, che qui è un paradosso perché Lunetta subisce il fallo e invece di essere diciamo avvantaggiato dall'azione fallosa subita riceve Ma è il paradossalmente secondo che riceve dallo stesso giocatore. Dallo stesso giocatore. E Capisci? prende l'ammonizione. e prende l'ammonizione. Poi c'è un'azione a questo punto al 38°, se non E ricordo da qui in male. poi Lunetta esce dalla partita Perché- mentalmente. esatto. Allora, 30, guarda, sono Poi una serie abbiamo, di qua episodi. siamo al guarda. 30°, qua c'è primo episodio, aspettate, Sono montati in sequenza, il secondo episodio, il secondo episodio, il terzo questo lo episodio, fischia. c'è ancora un altro. Questo lo fischia. Però se partiamo dall'inizio, questa è una serie che in 28 secondi avvengono 4-5 situazioni di seguito dove l'arbitro lascia sempre continuare. Perché abbiamo inserito questi episodi? Per far comprendere come la mancanza di precisione, la mancanza di prevenzione tecnica da parte dell'arbitro ha fatto sì che quell'agonismo che tanto dicevi Angelo, che si è anche notato in campo con alcune entrate di un determinato tipo, non sono state mai represse dall'arbitro, anzi sono state alimentate dall'arbitro. Perché? Perché è mancato un atteggiamento proprio reprensivo e preventivo da parte dell'arbitro con interventi mirati, decisi e Domanda secca, Max, tra quanto tempo lo rivedremo, se lo rivedremo in Serie C? Perché dico, adesso mi No, sorge il lo dubbio. rivedremo sicuramente in Serie C perché non è che è prevista un declassamento. Ma quanto tempo lo tiene a sedere? Non so che tipo di valutazione avrà fatto il Tu, disegnatore. no, il disegnatore, tu. Ma io credo Sei il prima, disegnatore. non prima, io penso così, non prima di 3-4 settimane secondo me. Un mese a casa. Secondo me sì. A guardarsi il le turno partite. lo salta. Ma non abbiamo finito perché poi c'è un altro C'è episodio. un bel Cioè c'è un'immagine con C'è gamba un'immagine, tesa. questa qua, guarda, prima c'è un fallo qua e non viene fischiato. Guardate questa entrata, l'avete vista? Mamma mia. Guardate, questo c'è il primo fallo su Cicerelli e poi c'è questa entrata, questa è gamba tesa. Certo. Mamma mia. Questa qua è gamba tesa e vi ricordo che la gamba tesa si può fischiare anche se non c'è contatto.
Cioè il tentare di mettere a rischio l'integrità fisica dell'avversario, qua si mette a rischio l'integrità fisica dell'avversario, anche senza contatto, qua deve essere pulito. Questo per farvi capire qual è stato la soglia del fallo dell'arbitro, anzi la soglia del non fallo che ha adottato l'arbitro per tutta la partita, che non ha fatto altro che alimentare il nervosismo. C'è un altro episodio proprio di un fallo di Chiricò ai danni di Guaini al 42esimo. Adesso lo vediamo nell'immagine Step on foot. Qua prende... No, questo qua, più che step on foot, questo secondo me è anche quasi da rosso, perché siamo sopra il livello del malleolo, e questo qua, vedete come schiaccia la caviglia, questo vi posso garantire al 100% che questo qua è un intervento che, se dalla panchina del Catania intervengono e chiamano un intervento FVS per questa entrata qua, l'arbitro può richiamare il rosso. E non ha dato neanche la punizione. E nemmeno la punizione ha fischiato. Questo al VAR è rosso. E quando parlo di tutti quegli interventi che abbiamo visto, quella è ferocia agonistica, cattiveria agonistica che hanno avuto loro. Perché gliel'ha anche consentito l'arbitro. Esatto. Gli hai permesso di fare tutto quello che hanno voluto. Io riascolterei, poi i nostri amici a casa si riprendono l'intervista che ha rilasciato, perché l'esordio di quell'intervista è fantastica. Meno male che è arrivato questo supporto che ci permette di commettere a meno consuntivo, dico, di tutti gli episodi che abbiamo visto, ben 4 volte abbiamo come interprete Geca, che è uscito con 0 ammoniti. E 0 ammonizioni. A fronte di 10 ammonizioni. A fronte di 10 ammonizioni, Geca, che ha fatto l'episodio del calcio di rigore, è intervenuto 3 volte su lunetta, è uscito con nessun cartellino. Nessun cartellino. Bravo Geca. Bravo Frasiniak. Allora, abbiamo chiuso con gli episodi, diciamo, che abbiamo messo insieme per la partita. Vediamo le pagelle e vediamo anche il migliore con Giulia. Esatto. Andiamo a vedere chi è stato il migliore dell'ultima appunto partita disputata. Il migliore. Ed è stato C'è un migliore. Con voto 6 è stato Thiago Mattias Casasola. Con Cicerelli l'unico a cercare di rovinare l'inattesa siesta del portiere Bacchin e in concorso di colpa sull'avvio dell'azione del gol subito, in cui si perde Pinto, ma risale la corrente mettendo a referto l'assist per Lunetta, cestinato con un tiro oltre i pali, e la proposta della linea di fondo che origina il contatto ai danni di Rolfini, che solo il novello Byron Moreno non giudica da calcio di rigore. E questo è stato il migliore. Adesso invece andiamo a vedere le pagelle per quanto riguarda il campetto e quindi di tutta la squadra. E partiamo da Dini, che prende 4,5. In difesa Pieraccini 5,5, Di Gennaro 5, mentre Celli è il migliore del reparto con 6. A centrocampo Casasola 6, Quaini 5,5, Di Tacchio 5, sostituito da Corbari che anche lui prende 5, e Donnarumma 4,5, che poi lascia il posto a Stoppa senza voto. Sugli esterni Lunetta 5,5, rilevato da Rolfini che prende 6 anche per Cicerelli, che viene poi sostituito da D'Ausilio con voto 5. In attacco Caturano 4,5, con Forte che entra e prende 5,5. Per quanto riguarda invece l'allenatore toscano, prende 4,5. Diciamo che le pagelle... Dissento su più fronti. Addirittura. Dissento su più fronti. Con voti più alti o più bassi? No, con voti diversi. Se sono diversi saranno più alti o più bassi. Allora, per me il migliore finché è rimasto in campo mentalmente è stato Lunetta. È stato il giocatore che nei primi 20 minuti dopo che ha preso l'ammonizione, a quel punto ma l'hanno messo fuori uso in questo modo, capisci? Si spegne la luce. Poi rimane Cicerelli, per me il migliore in campo. Casasola è stato bloccato, blindato, ha fatto male nella partenza del gol, lo hai sottolineato, ma non mi sembra il migliore. Cicerelli lo è stato, per me restava Lunetta. Danno lo stesso voto Casasola e Cicerelli. No, parliamo del migliore, allora togliamo il migliore e mettiamo lo stesso voto, allora chiamiamolo in un altro modo. Per me rimane così, ma ti volevo dire perché e Caturano? Due voti sono in eccedenza. Mi aspetto molto di più da Caturano nel momento in cui viene prescelto come il titolare in una partita dove può fare la differenza. Abbiamo atteso Caturano che tornasse alle vacanze, che si prendesse la colazione con la fidanzata a casa, lo abbiamo aspettato nell'infortunio. Io personalmente ti sei esposto. L'ho coccolato perché rimane il giocatore che per me può fare la differenza a Catania. Ce lo dimostri però, perché adesso tempo scaduto. Allora, sei sulla stessa linea, sei sulla stessa frequenza di... 4,5 è eccessivo, perché Caturano di avantieri merita 3, del tutto ininfluente. Si sta sbilanciando stasera Patanè. Giocavamo
con un giocatore in meno, giocatore che non è servito nella fase offensiva, non è servito nella fase di raccordo ed è un giocatore che ancora evidentemente è nella fase per cui devo partire. Io mi auguro che parta presto perché Deve partire nel senso che deve cominciare il suo campionato con il Catania, in questo lui senso. è partito, è arrivato, ha raggiunto, si è infortunato, si è rimasto qua, le colazioni, gli arancini, il trick e track. Bravo Caturano, siamo tutti con te. Con 3 anni di contratto non ti devi sedere però adesso. 3 anni di contratto significa che devi essere l'esempio per i compagni di squadra e anche se giochi con la sedia a rotelle voglio che tu giochi al top della condizione. Quello che abbiamo visto sabato venerdì ed eri schierato sabato ed eri schierato al primo minuto per la seconda volta con 90 minuti grosso modo di partita già giocati titolare è troppo poco, non è il Caturano che ci serve, grazie ti accomodi in panchina. Toscano 4,5 eccessivo, dall'allenatore vincente di tutti i tempi, il più vincente dell'ultimo lustro, insomma degli anni 2000, non mi aspetto le dichiarazioni di fine partita che dice avevamo preparato un piano B però ci ha sorpreso la condizione e le contromisure che hanno preso gli avversari, ci hanno sorpreso, cosa che ha praticamente detto anche il resto della squadra perché tutti sono rimasti un po' sorpresi. Vabbè, evidentemente avevano preparato la partita in un certo modo. Però, e allora vale l'argomentazione perfetta, non è perfettibile Carlo la tua perché non c'è niente da aggiungere, è perfetta che hai detto, c'è un momento in cui se hai preparato un piano B e sei sotto di un gol e mancano un quarto d'ora, 20 minuti alla fine della partita, devi mettere in pratica il piano B, hai utilizzato lo stesso piano A che avevi in mente quando eri 0-0, ma lo avresti dovuto utilizzare anche sullo 0-0 perché sei andato lì a vincere la partita, non a dire la sai, sconfitta. magari sullo 0-0 ci può stare No, la partita Carlo. in pieno equilibrio, Ma, Carlo, ci può stare che non vuoi ma, Carlo, forzarla e che ti può stare anche bene un pari, anche se non sei in grande giornata, l'hai fatto già ma se a stai Caserta. perdendo Carlo, l'hai fatto devi a un Caserta. attimino sei riequilibrare. partito con Forza. il vantaggio di poter giocare con la squadra migliore, con gli uomini migliori, avere il vantaggio di avere la pressione di quello che sarebbe accaduto sugli altri campi, dovevi dare il fiato sul collo agli avversari, non adesso ritrovartelo dietro. Ora posso la dire una gestione cosa, Angelo? pessima delle trasferte. Posso dire non pensiamo più a questa sconfitta, No. dobbiamo pensare subito È una a sconfitta. ripartire forte contro Ma il certo, Latina. non è Però una successo chiosa- nulla. Con Una quel chiosa- clima che abbiamo avuto Vero. al Massimino nelle ultime Carlo, settimane. non voglio fare, cioè, quello che vede adesso tutto all'orizzonte, tutti quanti i fulmini e gli strali, però se non comprendiamo quello che ci ha detto Alessandro con i numeri, se Giusto. non comprendiamo quello che abbiamo provato ad argomentare con le circostanze di luogo, di tempo, di avversario, e facciamo soltanto i conti con l'arbitro che incappa in una giornata o è di una categoria che non c'entra nulla, oppure continuiamo a dirci la vittoria è salutare, la sberla che abbiamo preso in faccia ci fa bene, no. La Sberle Bisogna mai più. capire perché il Catania No, ha fatto Sberle mai più. pochi punti fuori casa. Sberle mai più. E poi puoi perdere una partita. Se 0-0, 94esimo ti arriva il gol, hai perso. Hai avuto un tempo e mezzo. No, hai avuto 2 tempi. 2 tempi. Perché ci sono Un stati, tempo, esatto. se non ricordo Per male, ragione. come se Primo 13 tempo e minuti di 7. recupero. Un tiro in porta Quindi, nello una partita specchio intera. nella porta del Catania contro una formazione che ha preso 5 imbarcate. Noi non abbiamo recupero però, dobbiamo fermarci, Patanè. Due velocissime. Dopo. Ok. Pubblicità, fra pochissimo di nuovo insieme. Allora, siamo di nuovo insieme all'ultimo segmento di Corner. Due finita. considerazioni velocissime perché volevo sentire qualche messaggio da casa. Sì, allora la prima riguarda insomma, la gestione dei cambi. Sì? In una partita così chiusa, così da linee intasate, da spazi difficili da trovare, mi lascia perplessa la scelta di non far giocare neanche un minuto a Caleb Jimenez, che secondo me ha tecnica E e la sua situazione contrattuale? situazione ancora in stallo, non c'è nessun passo avanti, quindi questa è una Significa che c'è situazione un passo che, come indietro. ci diceva Davide Mignemi qualche puntata fa, mi sa che prelude a un saluto Il fatto tra che le non ci sia parti. più un passo avanti significa che siccome il tempo scorre sono tutti passi indietro,
cioè ogni Assolutamente, giorno che passa assolutamente sì. è un passo indietro. Però siccome Jimenez. questa situazione non è di oggi, ma già ereditata dall'inizio del campionato, e Jimenez comunque ha trovato spazio nel corso della stagione, non capisco tatticamente e tecnicamente nella posizione che più perché gli è non congeniale, abbia tra giocato l'altro, a Casarano. nella posizione che gli è più congeniale, non la fa di fare Questa è la prima che ti dico. l'uomo in mezzo al campo. L'altra cosa che l'11 titolare del Catania ha avuto una genesi travagliata, perché fino alla seduta che ha preceduto la rifinitura era stato provato titolare Corbari in mezzo al campo al posto di Higuaini ed era stato provato D'Ausilio al posto di Lunetta sulla tre quarti. Quindi evidentemente nei ragionamenti che ha fatto Toscano non c'erano le certezze che magari ci sono state in altre settimane di avvicinamento. Avere Allora, dubbio è normale. torniamo da Giulia, Scioglierlo, Patanè. Patanè, in devo maniera tornare da così. Giulia perché altrimenti non leggiamo più alcun messaggio, e dopo il calendario e il prossimo Sì. avversario. E qualcuno scrive a proposito di FVS uguale facciamo vincere a Salernitana. No, niente. Questo è un genio. Troppo Chi è? da ridere. Scusai, tu Sì. dici sempre i nomi di tutti, ci No, scrive. non è firmato. Non è firmato. Bravo. Non è firmato, Bravo. se no l'avrei detto. Poi un altro messaggio invece, questo da Livio, si firma: chi mastica calcio da tanti anni sa con certezza che quando c'è la partita della svolta, il Catania svolta però in un vicolo cieco. Non cominciamo a fare vittimismo perché non otterremo nulla di buono, la squadra è sembrata impreparata, come uno studente che non ha fatto i compiti la domenica e poi viene interrogato il lunedì. No, è come uno studente che non si è Fantastico. portato neppure il compito già scritto nel Ma se non ha studiato come se lo porta il Esatto. compito? Glielo deve passare no, qualcun si altro, porta il Patanè, come dici compito tu. scritto Allora, in emergenza. è in emergenza, In vabbè, emergenza. dai, no, ma non esageriamo poi. E se Cagliazzo avesse fatto il raddoppio, invece di guardare gli arbitraggi, tra parentesi anche delle altre partite, guardiamo in casa nostra e cerchiamo di comprendere le cause della nostra sconfitta. È stata la premessa di ogni nostro sì, ragionamento. È vero, poi c'è una domanda per Carlo. Appunto, ma un giocatore, esempio Rolfini e Forte, che hanno spaccato la partita con l'Altamura e poi vengono messi in panchina, moralmente il giocatore non viene demoralizzato? Rolfini non è entrato contro l'Altamura, Forte sì, è entrato, ha fatto molto bene, però ormai il vento è così forte e tutti quanti si sentono parte del progetto che non c'è, secondo me, nessun tipo di invidia tra chi gioca e chi non gioca, quindi chiunque entra e subentra ha sempre voglia di determinare. A Casarano non è stato così. A Casano purtroppo non è stato così. Poi Dall'inizio alla fine. Poi scrivono: Tutto. ieri il Monopoli ha segnato da calcio d'angolo con la palla battuta fuori dal segno bianco e il gol è stato convalidato. Per caso sono cambiate le regole? Beh, un gol al 94esimo sul punteggio di 3-0 per il Benevento, voglio dire, viene un po' così giudicato in maniera soft. Però è stato rivisto, in ogni caso è stato rivisto, e quindi forse c'è stata una svista. Sicuramente sì, Mettiamola però ti così. ripeto, Il protocollo FVS non prevede di entrare nel merito di come viene ripreso il gioco. Se dall'FVS si vede che il pallone era fuori, l'arbitro non può annullare la rete perché ha visto il pallone, non è codificato. E quindi abbiamo chiarito anche questo hai visto? aspetto. L'anno scorso in Bella trasferta. stupidaggine mi sembra, però dico, la regola mi sembra una bella stupidaggine. Guarda Angelo, che ti dico silenzio. una cosa, ascolta. No, dico la regola. Ti dico una cosa velocemente senza togliere tempo a Giulia. Apprendo, dico, ma- Ti dico una cosa e basta. Uno degli argomenti che stanno trattando proprio nel protocollo VAR è proprio quello di introdurre la possibilità del VAR di modificare le riprese di gioco, perché a volte da un calcio d'angolo dato male, che Chiaro. l'operatore VAR vede che è un calcio d'angolo che non gli spettava, ci nascono gol in cui si vincono i campionati, va bene, è giusto che il supporto elettronico televisivo possa essere di aiuto. In questo caso qua Conferma. l'FVS non poteva entrare bene perché il protocollo non lo prevede, Eh, però sarebbe giusto, e condivido con te errore che del è un protocollo. errore e quindi Due rilevato. errori del protocollo, ripetiamoli, questo l'abbiamo scoperto oggi, e il fatto che non ci siano le due telecamere a 16 metri. Dai, vi do un'anticipazione: l'anno prossimo ci sarà la possibilità che durante l'effettuazione del calcio di rigore, il calcio di rigore venga tenuto in considerazione come il tiro di rigore, cioè nel senso non varrà più la respinta, l'effetto del calcio di rigore finisce quando il pallone torna verso centrocampo, quindi, e si riprenderà poi con una rimessa da parte. Ma le telecamere a 16 metri
non tolgono nulla al calcio di rigore, aggiungono invece maggiori capacità e possibilità che in questo campo in questo calcio di Serie C, e con 3 squadre che sono così, 4 squadre a ridosso delle prime posizioni, dovrebbero essere obbligatorie in tutte le partite. Certo. Allora, e devo dire però che la produzione della partita di Casarano era fatta non con 2 telecamere, era una conformazione non standard che ha previsto riprese anche dalle retroporta, e però da retroporta non sono state mandate immagini utili per chiarire alcuni episodi. Poi bisogna vedere. Complimenti. Esattamente. Lasciamo Evviva, stare. Giulia, evviva. ci dobbiamo fermare con Sì, i ci messaggi, fermiamo. però adesso vediamo Ci fermiamo. il calendario e vediamo anche il prossimo avversario. Sì, andiamo con il Esatto. calendario. Andiamo a vedere appunto le prossime partite del Catania. E si parte domenica 23 novembre alle 14:30 con la sfida al Massimino Catania-Latina. Poi si torna subito in campo sabato 29 novembre alle 14:30, questa volta in trasferta Picerno-Catania. Turno infrasettimanale venerdì 5 dicembre alle 20:30 ancora al Massimino per il match contro il Crotone. Infine un'altra trasferta domenica 14 dicembre alle 20:30 il Catania sarà ospite del Potenza. E Bene, questo è il calendario. un'ultima cartolina per salutare definitivamente Casarano. Una persona ha vinto a Casarano e si chiama Giuseppe Battaglia, un tifoso del Catania che vive a Berlino. Pensate un po', si è fatto 38 ore di pullman per arrivare da Berlino a Casarano. Che meraviglia. Un eroe. Salutiamolo. Un eroe. Giuseppe Battaglia. Un abbraccio e salutiamo il nostro abbraccio. Mario Battaglia, invece il nostro tecnico che si occupa, diciamo, di tutto quello che è l'informatica, tutte quelle che sono le connessioni internet, sta faticando tantissimo, ci sta seguendo, è da 2 giorni che lo mettiamo sotto stress. Un abbraccio al nostro Mario che Se non vanno alla pre- guerra, che battaglia sono? è preziosissimo. Esatto, che Non- c'era. non fare lo spiritoso. esatto. Un abbraccio al nostro Mario. Allora, vediamo il prossimo avversario in Latina. Vediamo con Vediamo. la scheda che riguarda appunto il prossimo avversario del Catania, Latina, che è reduce da 2 sconfitte consecutive, a Siracusa 3-1 e in casa con il Cosenza 1-0. Una squadra che segna poco, ha come miglior marcatore Parigi, l'attaccante con 2 reti, poi a un gol ci sono Ekuban, Ercolano e Riccardi. Nell'ultima partita si è schierato con un 3-5-2, davanti a Mastrantonio i 3 braccetti sono stati Parodi, Dutu e Marenco, ma era squalificato Calabrese, che è titolare fisso, il giocatore, diciamo, il regista difensivo, che rientrerà sicuramente domenica, quindi sarà Parodi, Calabrese, Marenco. I quinti sono Ercolano e Porro, oppure Pace sulla sinistra. In mezzo al campo ha provato nello scorso turno Ergeligiu, l'allenatore Bruno, ma a volte ha giocato Riccardi in quella posizione. Le mezze ali sono Pellitteri e Quieto, anche se si è infortunato, è uscito nel primo tempo Quieto, quindi è difficile che sarà disponibile per Catania. Le alternative, Rodrigo De Ciancio, ex del Picerno, e Cico, un altro mediano, insomma, Ex che abbina. Picerno pure lui. Sì, assolutamente. E tra le alternative anche Orazio Pannitteri, il Bravo. figlio di Ciccio Il figlio Pannitteri. di Ciccio. Mancino, ci ho giocato contro, lui era a Cittanova, io ero ad Acireale e mi ha fatto gol. Occhio, è un ottimo Magari- profilo. Magari domenica speriamo che pensi ad altro. Per quanto riguarda l'attacco, hanno giocato contro il Cosenza Parigi e Fasan, è subentrato il giovanissimo Di Giovannantonio, un 2007 molto interessante, che ha fatto gol contro il Siracusa, ma ha tenuto in panchina tutta la partita Ekuban, che di fatto è l'attaccante che ha utilizzato di più il Latina in questo scorcio di campionato. Allora,
Un minuto e mezzo, poi c'è un minuto e mezzo. No, io finisco. Qual è la tua considerazione? La partita è complicata, se sono Lo stai dicendo tu. Lo stai dicendo come gioca il Latina. Lo dico io. Basta. Non bisogna sottovalutare, hanno perso 2 partite. Guardate quello schema che vi fa vedere, quel 3-5-2 diventerà un 5-3-2 e quindi Tutto tu stai dicendo. ci sarà il bunker. Hai preso il triciclo anche tu. Ho preso la lapa io sai che ho la lapa cicciolina. Va bene, E allora, quindi, ci siamo capiti, va bene. Vabbè, e allora 4 partite che al Catania abbiamo visto in quella schermata. Posso dire 4 per 3 due devono cose? fare 12 perché altrimenti là davanti Lasciamo corrono. perdere tutte queste considerazioni a margine, però No, però ha detto una cosa corretta, Sì. 4 partite devono essere 12 punti perché altrimenti assolutamente si rischia di anche perché prossimo turno c'è Cosenza-Benevento, Sì. fra 2 turni c'è Benevento-Salernitana, quindi fate le vostre 4 considerazioni. per 3. Non lo so. Facciamo così, guarda, ci fermiamo. Giulia, hai un messaggio per chiudere? Uno Sì, allora solo, chiudo ma con appena questo uno. perché è un messaggio appunto ricorrente in ogni puntata del lunedì appunto di Corner e ci scrivono: buonasera a tutti, faccio un appello a Telecolor. Con la passione che c'è per il Catania non è possibile fare una trasmissione di solo 90 minuti una volta a settimana. Senza tempo supplementare, senza recupero. Almeno fate 2 volte a settimana, quindi chi Anche. vuole accogliere questa proposta? Sì, va bene. Ma la nostra è siamo come una qui. partita. Si Quante giocano partite una volta alla giocano? e allora ci sono le Una partite alla di fra settimana, non dire queste cose. Con l'introduzione dell'FVS si potrebbe anche allungare di una ventina di minuti. Certo, ci esatto. mancherebbe. Allora, state tutti calmi. Grazie Giulia. Grazie a tutti voi per averci seguito, buonanotte a tutti. Grazie a Max Velotto. Grazie a voi. Grazie a Carlo Breme. a voi, buonasera a Alessandro, tutti. Alessandro A voi. Iesindi. Buona serata. Ciao Grazie Angelo. Buonasera Allora a vi tutti. lascio adesso, stai fermo lì Patanè, alla differita integrale di Casarano Catania, il commento di Marco Carli e di Carlo Breve. Che sarà preceduta dall'intervista a Frasiniak. Esatto. Da casa. quello l'abbiamo già Questa la mandato. dovremmo rimandare. Ci no? rivediamo. Scusami Angelo, anche se sforiamo, Perché dobbiamo la sforare? rimandiamo per un attimo, così la gente se ne va a letto con quell'intervista a Io non lo so Frasina. se la regia ce la può mandare, guarda. Possiamo che andiamo Se- a braccio, però sarebbe veramente. Ma perché dobbiamo andare oltre? Abbiamo dato la buonanotte, se ci riusciamo, se ci danno l'ok. Noi dobbiamo continuare ad ecco. essere arbitri e quindi decidere in campo senza pensare alla tecnologia. Infatti il football video support sarà di grande aiuto nel momento in cui noi commetteremo un errore. Quindi la verità del campo, grazie a questo strumento, verrà ristabilita. Proprio perché può essere che magari un arbitro non veda un episodio oppure non si trova il posto giusto per una determinata circostanza. Grazie a questo strumento. Basta. Buonanotte, ci fermiamo qui. Buonanotte.